fai il minimo alzandolo un po' e non picchieresti in testa, così forte no. E potresti ripartire, certamente non volare ma viaggiare. Sì, viaggiare, evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle paure, gentilmente senza fumo con amore, dolcemente viaggiare, rallentando per poi accelerare, con un ritmo fluente di vita nel cuore, gentilmente senza stacchi al motore. Sono informata, c'è un treno che parte alle 7:40. Non hai molto tempo, il traffico è lento